in collaborazione con Glam Vision e K-Facli. Dramma al lago di Lasese. Alessandro Zanella è morto a 31 anni in ospedale a Trento. Ieri era scomparso sott'acqua davanti agli occhi dei genitori, il sindaco di Lavis, vicini alla famiglia. Testa di pecora mozzata davanti a casa e il messaggio: la prossima volta quella di tuo figlio. La procura di Trento indaga per tentata estorsione con metodo mafioso. Una commissione tecnica per stabilire la soglia socialmente accettabile di orsi, fugati, rivedere il paccobace, presto un piano di gestione autonomo. Intanto è stata trovata una carcassa di un esemplare a Cavedago. Un'oasi rifugio per gli orsi in Trentino? Ecco il progetto degli animalisti. Per JJ4 le associazioni trovano intanto l'accordo per il trasferimento in Romania. Allevamento di cani fantasma, l'operazione dei carabinieri contro il traffico di cuccioli, alcuni venduti anche in Trentino. I difetti visivi sono tanti: miopia, astigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su glamvision.it.